La rubrica dal titolo Un Vangelo per me, un Vangelo per te, un Vangelo per tutte e tre. E il serpente disse: la frutta fa bene, contiene le vitamine, una mela al giorno leva il medico di torno, meglio farsi le mele che farsi le pere. Ma io dissi: vi caccia quanto è vero Dio! Eva disse ad Adamo: diciamogli che siamo atei. Bossi, Adamo lo conosco personalmente. E il Signore disse: fuori di qua, donna, tu partorirai con gran dolore. Uomo, tu lavorerai con gran sudore, se troverai lavoro sempre. E la terra produrrà spine e sofferenze. E Adamo disse: una mela, domani te ne porto 1 chilo. E uscirono dal paradiso terrestre. E Adamo disse: Eva, ti ha detto nulla la mamma? E disse: cazzo, la mamma sono io. E così andarono per tentativi. E dopo molti tentativi, prima un piede in bocca, poi un ginocchio in un orecchio, poi un dito nell'occhio, finalmente si conobbero in senso biblico. E Adamo disse: è un piacere conoscerti, a te che te ne pare, bambola? Eva disse: certo, meglio di quando mi ha infilato il gomito sotto l'ascella sicuramente. E quella notte Eva rimase incinta e Adamo disse: che iella, la prima botta. E fu così che fu gettato il seme del primo uomo e della prima incomprensione. Ed Eva chiese: come lo chiamiamo? E Adamo disse: guarda, se esce da dove sono entrato io, lo chiamiamo Mandrake nell'eventualità. E invece nacque Caino e Adamo volle conoscere Eva di nuovo, ma il Signore vide e disse: Adamo! E Adamo, che stava conoscendo proprio in quel momento, disse: questa è la segreteria telefonica di Adamo, non sono in casa. E il Signore disse: Adamo, non fare il cretino, smetti di fornicare. Adamo disse: bambù, e le mele no, e fornicare no, ma fate uno psicanalista però tu, eh? E quella notte Eva rimase incinta per la seconda volta. E allora Adamo pregò il Signore e disse: Signore, non potresti creare la farmacia